Ben ritrovati amici di Truman TV Monte Carlo. Oggi vogliamo parlare di Parmigiano Reggiano, ma lo facciamo in un modo molto particolare. Il Parmigiano Reggiano ovviamente è un eccellente livello internazionale, ma noi siamo andati invece a scoprire un'importante realtà produttiva. Siamo andati a Cavola a scoprire il caseificio Cavola 993. Ma perché? Perché proprio in questi giorni è stato realizzato un enorme reparto di stagionatura, veramente una chicca, un fiore all'occhiello per questo tipo di settore. Allora noi siamo andati a documentare, a farvelo vedere, a raccontarvelo e poi abbiamo sentito tutte le parti in causa, tutti quelli che sono intervenuti in occasione di una apprezzatissima cerimonia di inaugurazione. C'è stata anche una bellissima festa, ma tutti hanno teso a sottolineare quale sia l'importanza del Parmigiano Reggiano a livello nazionale e internazionale e soprattutto a lodare strutture, la realizzazione di strutture come questa. Allora vediamo il servizio, sentiamo le interviste qui sempre su Truman TV Monte Carlo. Il servizio. This is a preview file. For example use only. Eccoci qua, è oggettivamente un contesto di bellezza. Siamo qua in compagnia con Giada Andreoli, ben arrivata Giada. Grazie mille, benvenuto. Allora, volevo un po' raccontare la storia di Giada. Partiamo dalla fine sostanzialmente. Qui tu hai una fascia Miss Estate Italia 2022. Cosa significa questa fascia? Cosa è successo e come sei arrivato a questo prestigioso traguardo? Allora, ho fatto delle selezioni in Liguria, le ho vinte e poi sono andata a Montecatini, Termi, e prima ho vinto Miss Estate Liguria e a Montecatini ho vinto anche Miss Estate nazionale. Bene, allora Giada Andreoli, 16 anni, tu sei ligure, di dove? Di Genova. Quindi insomma hai superato una agguerrita concorrenza. Quali sono state poi le tue sensazioni al momento della vittoria, ma anche durante il percorso? Ci tenevi, ci credevi? All'inizio non ci credevo, però non così tanto da arrivare fino a questo punto di vincere nazionale. E
sono felicissima, non ci credo ancora di essere arrivata fino a Ecco, questo. ti chiedo però una cosa, di solito ogni tanto quando si fa un reality piuttosto che si dice mi hanno iscritto per caso, cosa dice? C'è qualcuno che ti ha iscritto per caso, invece tu hai deciso vado, mi iscrivo, raccontaci qualche retroscena sotto questo No, aspetto. è nato dal nulla, non era in programma e nulla, mi sono ritrovata così fino a questo punto. Beh, insomma, sei soddisfatta. Tu nella vita che cosa fai? Sono una studentessa, studio in Liguria, a Genova, in un liceo tecnico nel settore economico e il mio indirizzo è sistemi informativi aziendali, quindi per lavorare in un'azienda nel sistema informativo. Ecco, allora tu sei una ragazza molto giovane, quindi insomma vuol dire hai importanti traguardi di fronte, ti ci vedi in questo mondo, ti vedi nel mondo della moda, intenderai proseguire oppure può rappresentare per te una bellissima parentesi, insomma raccontaci qualcosa, quali sono le tue aspettative, cosa vorrai fare da grande? Da grande vorrei molto continuare, se riesco, spero di riuscirci in questo settore. A casa che cosa ti dicono? Ti supportano? Insomma, vuol dire, come dire, i tuoi fans dove li hai? Ecco. Li ho a casa e li ho anche negli amici che mi supportano molto e quindi... Ma quando sei ritornata a scuola, insomma, i compagni di classe, il fatto di avere comunque una miss a livello nazionale, come ti hanno accolto? C'è stato un applauso oppure magari anche qualche invidia? Insomma, dai, lo possiamo dire un po' qua, dai. No, mi hanno accolto molto bene, sono entrata, un applauso, hanno scritto anche la lavagna Miss Estate, no, mi hanno accolto veramente con un sorriso. Ci sono state poche persone con invidia perché comunque ho molte amiche vere, diciamo, quindi sono molto contenta di dove sono arrivata e quindi non c'è invidia. Ma ti faccio una domanda, la sera insomma che hai conquistato la fascia, di solito quando si vince una coppa nel calcio magari chi ha segnato dorme con la coppa, con il pallone della partita, tu hai dormito con la fascia? Sì, ho dormito con la fascia addosso perché non ci credevo. E quando ti sei svegliata la mattina cosa hai detto? È un bel sogno oppure hai toccato la fascia ed eri contenta? Ho toccato la fascia e sono molto contenta ancora adesso. Va bene, io ti ringrazio, devo dire competenza, simpatia, bellezza sicuramente, però anche la voglia di continuare i tuoi studi e poi insomma quello che ti dirà. Quello anche che mi diranno, continuare sicuramente gli studi e cercare di portare avanti anche questo percorso qua. Allora, insomma, però la domanda te la devo fare, insomma, siamo su Truman TV, voglio dire, tu un'avventura con Truman TV, magari come presentatrice o come immagine, come la vedi, come la senti questa cosa? Dai, non voglio mettere in imbarazzo, però sbilanciati, magari nei tuoi progetti futuri. Mi piacerebbe molto anche fare una comparsa con Truman TV. Ma più che magari una comparsa, la protagonista, insomma, in fondo sei una Miss Estate Italia 2022. Certo, anche riuscire anche a lavorarci. E allora vogliamo mandare già un saluto in anticipo a i molti che ascoltano e vedono Truman TV? Molto volentieri. Allora fai un bel annuncio in diretta. 1, 2, 3, ciak! Agli amici di Truman TV spero di vedervi molto presto. Ritrovati, grazie di aver preso parte a questa mattinata molto importante per la montagna e non solo. Io ho avuto l'onere e l'onore di essere chiamata a condurre, a mettere assieme
grazie agli interventi dei relatori che vedete qui seduti, che sono i protagonisti di questa iniziativa imprenditoriale davvero lodevole, di mettere insieme i pezzi, dicevo, per raccontarvela. È una mattinata meravigliosa, un tempo favoloso che ci ha accolto qui a Cavola di Toano. Dicevo, io ho avuto l'onere e l'onore di presenziare qui oggi, di fare da relatore, di fare da moderatrice. Io sono Cristiana Boni. Allora, amici TV di Truman Montecarlo, Truman TV Montecarlo, siamo qua con il presidente Fioroni. Lei nel suo intervento ha detto un percorso lungo per arrivare a questo che vediamo alle nostre spalle. Sì, sono stati 7 anni, anche se noi la nostra nascita è nel 1929, ma 7 anni fa abbiamo interrotto un certo tipo di discorso, praticamente di vendere tutta la nostra produzione appena al 12° mese ai commercianti e intraprendere un percorso per commercializzarcela tutta da solo. Oggi questa inaugurazione, diciamo che è il coronamento di questo percorso, perché praticamente siamo arrivati a riuscire a stagionare, a commercializzare tutto il prodotto da soli, e quindi praticamente il nostro prodotto nasce nel nostro caseificio che è qua a 5 km e poi qua continua la maturazione e la stagionatura per arrivare poi, come ho detto prima, in tutto il mondo in pezzetti da 200-300 grammi. Ecco, sostanzialmente lei ha semplificato, ci ha appena spiegato in parole veramente importanti che cos'è il concetto della filiera corta, cortissima. Sì, questa è proprio una filiera, perché noi partiamo dalle nostre aziende agricole, tutte certificate benessere animale, proseguiamo con la produzione di parmigiano reggiano di montagna certificato, continuiamo con la stagionatura in montagna fino alla commercializzazione, poi praticamente con i nostri uffici, i nostri agenti, i nostri commerciali proseguiamo la commercializzazione di tutto il prodotto fino al consumatore finale. Un ragionamento importante di questo tipo ha bisogno di importanti apporti, avete riunito veramente in maniera significativa le forze. Sì, logicamente la cooperativa è bellissima perché si riesce a fare un prodotto in montagna che altrimenti sarebbe impossibile fare. Dopo ha anche delle particolarità, perché logicamente non è che uno si sveglia la mattina e da solo decide, sono 18 persone, 19 persone che praticamente devono trovare una sintesi, e noi penso che la sintesi l'abbiamo trovata molto bene. Quindi... Senta, l'ultima cosa prima di lasciarle, ringraziarla per questa sua partecipazione a Truman TV. Le volevo chiedere questo, sostanzialmente qualcuno ha detto nel corso degli interventi che il parmigiano reggiano è il formaggio più buono del mondo, ma questo è ancora più buono. Di tutti i caseifici della montagna, in tutta la montagna noi produciamo un grande parmigiano reggiano e dobbiamo riuscire a commercializzarlo tutti insieme per arrivare a un consumatore finale. Grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie Cristiana. Tutto deve partire da un ringraziamento ai miei 18 soci che hanno condiviso questo bellissimo percorso che ci ha portato nel corso di 7 anni a raggiungere un obiettivo ambizioso e un pizzico folle, quello di riuscire a commercializzare direttamente tutta la nostra produzione di parmigiano reggiano. Noi montanari partiamo da alcune certezze: essere profondamente radicati ed innamorati del nostro territorio, di fornire un servizio ambientale ed idrogeologico fondamentale per tutto il territorio provinciale, di essere in grado di produrre in tutti i caseifici della montagna un parmigiano reggiano di altissima qualità. Essere riusciti come 993 a completare questa filiera, che non si ferma solo alla produzione, ma raggiunge il nostro consumatore finale a Milano, Roma, Parigi, Berlino, Las Vegas, Copenaghen, Praga, Los Angeles, eccetera, 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 ci rende orgogliosi di testimoniare che anche una realtà montana con il massimo dell'umiltà e con i piedi sempre ben ancorati a terra, con l'impegno, la coesione e la perseveranza, può riuscire a raggiungere un obiettivo fino a ieri impensabile. Architetto, quali sono le prime emozioni oggi, nel giorno dell'inaugurazione ufficiale, di vedere così apprezzata con questo grande convegno di folla una sua opera che lei ha realizzato ovviamente con i suoi collaboratori, con il suo studio? Guardi, l'emozione più grande è dopo 10 mesi di costruzione, quindi un tempo record, vedere gli fruitori dello stabilimento contenti, quindi vuol dire che la mia opera, il mio ingegno ha soddisfatto le esigenze dell'utilizzatore finale, e questo
questo è la cosa fondamentale quando si progetta un'opera. Dopo, chiaramente, con un pizzico d'orgoglio dico è anche riuscita bene, perché comunque nascondendo gli impianti all'interno e riuscendo a praticamente mantenere il volume dell'architettura pulita, il magazzino, che comunque è un magazzino industriale, quindi con una volumetria importante, si inserisce nell'ambiente in maniera perfetta, senza impattare dal punto di vista paesaggistico e mantenendo, diciamo, con i cromatismi delle facciate, con i colori che sono stati dati a tutti gli elementi architettonici, un contesto importante all'opera nel territorio. Ci dà, chi meglio di lei, qualche numero in velocità a partire? È stato, come dire, sottolineato, 10 metri per realizzarlo, magari per chi non lo sapesse è davvero un tempo record. Sì, il cantiere è praticamente iniziato l'anno scorso a gennaio, si è stati aiutati un po' dal tempo, però finirlo in 10 mesi a ottobre, quando hanno iniziato a entrare le maestranze, è stato un successo. È chiaro che è stata un'opera abbastanza complicata, perché le aziende che hanno partecipato sono molteplici, ma questo comunque, frutto anche della perseveranza del Presidente e dei soci, è stato proprio raggiunto, perché comunque, stando addosso tutti, cercando di raggiungere l'obiettivo, a Natale sono riusciti a lavorare all'interno dello stabilimento. Sicuramente un bel regalo di Natale. Ancora qualche numero? Poi ho una domanda da farle dal punto di vista paesaggistico. Ancora qualche numero lo abbiamo da dare ai nostri amici che ci seguono su Truman TV Monte Carlo? Certo, allora abbiamo un magazzino che contiene 57.800 forme e per 21 file. Di solito i magazzini di stagionatura sono alti 20 file. Questa 21esima fila è stata fatta per aumentare la capienza, proprio come scommessa, perché di solito i macchinari danno problemi con le altezze, ma facendo i lavori fatti bene si riesce a sfruttare anche la 21esima fila. Hanno un fotovoltaico sul tetto da 300 kW che consente l'autonomia energetica, e questo dal punto di vista della sostenibilità ambientale è una cosa importante. Lei sottolineava nel suo intervento anche l'importanza del comprensorio in cui si occupa e in cui è realizzato questo stabilimento, no? Quindi bisognava tenere conto di questo. E poi ci dica qualcosa su questa famosa facciata cieca su cui lei veramente ha avuto, come dire, un tocco in più. Sì, i magazzini del formaggio, diciamo che sono dei frigoriferi chiaramente non devono avere finestre, e quindi un lato di questo magazzino che si affacciava sulla provinciale era un lato cieco, e quindi per rendere omaggio al territorio, siamo alle porte dell'Appennino nazionale dell'Appennino di Reggio Emilia, mi è venuta l'idea di creare lo skyline delle montagne reggiane principali, quindi il Cusna e la pietra di Vismantova, in maniera da dare comunque un tocco estetico, un tocco che sia comunque una sorta di omaggio al territorio, e questo è stato molto apprezzato. Mi fa piacere, perché passando di giorno durante il cantiere vedevo che le macchine si fermavano a fotografarlo, quindi ho detto ho colpito nel segno. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti all'inaugurazione di questo nuovo stabilimento del caseificio di Cavola. Sì, è vero, questo stabilimento è stato costruito in 10 mesi. Questo successo è dovuto... Non è così usuale in Italia. No, non è così usuale, anche perché è stato fatto in un periodo storico in cui ci sono diverse problematiche legate all'aumento dei prezzi del settore edile, comunque alla carenza di materie prime, e questo, devo essere sincero, è stato realizzato grazie alla perseveranza del Presidente e di tutti i soci, perché se non fossero stati così dediti a seguire questo lavoro dal punto di vista proprio pratico tutti i giorni, spronando i fornitori, spronando anche il sottoscritto, cercando di ottenere quello che si erano prefissi, cioè entrare dentro lo stabilimento prima di Natale 2022, questo non sarebbe stato possibile, perché pur essendo le maestranze molto professionali e molto brave e coordinate anche forse da me con un pizzico di orologio molto veloci, se non ci fosse stato, diciamo, il manico che tira non sarebbe riuscito a entrare per Natale dentro lo stabilimento. Quindi effettivamente, infatti io il mio discorso, il ringraziamento iniziale lo volevo proprio fare a tutti, al Presidente e ai soci, perché mi hanno dato una grossa opportunità professionale. Durante la progettazione dello stabilimento si è creato con loro un importante rapporto di fiducia e amicizia, con il Presidente e anche con tutti i soci che venivano a vedere i cantieri durante le lavorazioni. E questo è stato fondamentale per me, perché comunque mi ha permesso di gestire il cantiere in piena libertà, in autonomia, con le scelte progettuali condivise, ma sempre molto in sintonia. E questo ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo, che non è di tutti i giorni, perché 10 mesi sono veramente pochi nel settore edile. Niente, oltre a ringraziare i soci, chiaramente ringrazio mio padre e mio fratello Germano, che sono 60 anni quest'anno di ufficio tecnico che lavoriamo sul territorio della provincia di Reggio Emilia, anche oltre,
Speriamo di continuare anche per altri tanti anni con l'aggiunta di nuove risorse. Mio nipote Franco starà per entrare anche in ufficio, e tutti i collaboratori sia del mio ufficio che anche quelli professionisti che hanno partecipato qua, che avete già ringraziato. Devo dire che però devo citare assolutamente un fornitore fondamentale per il caseificio, che è stato l'impresa affidataria General Contract, che è la ditta Benassi, perché senza la loro gestione del cantiere sarebbe stato difficile raggiungere questo obiettivo, perché coordinare tante ditte all'interno di un cantiere non è facile, bisogna avere comunque persone capaci che riescono a creare i presupposti per poter lavorare insieme. This is a preview file. For example use only.